Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, puntata che si divide in due parti, nella prima parleremo di commercio, nella seconda parleremo di sanità. Nella prima abbiamo ospite Patrizio Bertin, presidente veneto dell'Ascom, invece nella seconda avremo ospite Domenico Crisarà, che è il presidente dei medici di Padova, quindi avremo molte cose da chiedere ad entrambi. Inizio con il primo che lo saluto, buonasera Patrizio, grazie di essere con noi. Io faccio una domanda retorica, così tanto per dire: come va? Lei ha pianto tanto in questi anni, si ricorda quanto ha pianto nelle mie trasmissioni, in queste trasmissioni, e vedeva il disastro, vedeva il nero assoluto, vedeva più che mai non so cosa, la distruzione totale di tutta l'Italia. E poi chiedo alla regia se mette il titolo, guardi che titolo le ho messo, oggi sembra che qualcosa stia cambiando, sia cambiato per merito degli italiani, dei veneti in questo caso, merito anche del PNRR e di tante altre cose. Tutto giusto? Beh, tutto giusto no, perché non è vero che io ho pianto, io ho solo fatto il mio lavoro di presidente e ho sempre segnalato e dichiarato le difficoltà che c'erano in quei momenti là. Le chiedo scusa, non ha pianto, però aveva visto una drammaticità che non c'era uscita da quel tunnel, proprio lei non vedeva più uscita perché non arrivavano i soldi dallo Stato, eravate messi lì soli. Lei ha detto da qui non ne veniva più fuori, nella prima ondata di Covid. Bravo. Poi è capitata la seconda, poi ne è capitata ancora. Immagini lei quando veniva a trovarmi era in una situazione, invece oggi, insomma, non dico che oggi c'è il sole raggiante, anche se non piove mai qui, però diciamo che insomma qualcosina. Noi vogliamo essere più realisti del re, cioè se la situazione è promettente e quindi che vediamo che i consumi, nonostante tutto quello che è successo, anche l'aumento delle materie prime, non hanno avuto quella flessione che tutti aspettavano e tutti programmavano che ci sarebbe stata la flessione dei consumi. Non c'è stata e quindi vuol dire che c'è ancora fiducia in questo Paese, vuol dire che ancora l'economia sta andando bene, soprattutto anche quella che l'esportazione sta andando bene, ma quello che ha fatto cambiare tutto è stato il turismo. Sono arrivati tantissimi turisti, specialmente anche nel nostro territorio, e il turista, anche un turista qualitativo, quindi ha portato certamente dei benefici alla nostra economia. E da qui è partito appunto la ripresa anche e la fiducia nel sistema. E quindi adesso anche una timidissima realtà di nuove aperture, perché anche questo è stata una situazione quasi drammatica, perché vedevamo tanti negozi che chiudevano. Adesso c'è anche una ripresa e voglia di fare impresa, c'è voglia di fare impresa. Bene, allora facciamo così. Insomma, la vedo già più sorridente di anni fa. Le faccio vedere. Ma sempre arrabbiato comunque. Beh, arrabbiato è giusto perché è una situazione un po' sempre precaria, non è che uno abbia oggi la bacchetta o quantomeno può programmare il futuro. Oggi si vive quasi la giornata, insomma, sento un po' tante campane, quindi è cambiato il mondo. Prima, dopo l'11 settembre e dopo il Covid è cambiato completamente il mondo. Le faccio vedere questa tabella pre-Covid e dopo Covid, se la regia mi fa vedere, guardate, allora come sta il commercio in Veneto. Allora, nel 2019 c'erano 40.274 imprese e oggi ce ne sono, dopo il Covid, 38.269, quindi c'è stata una diminuzione in questi 3 anni del 5%. E poi abbiamo anche il commercio al dettaglio, che questo è quello ovviamente che ha subito una variazione anche pesante in certi casi, tipo gli ambulanti hanno avuto il 15,4% in meno, le calzature e la pelle. Gli unici che sono cresciuti sono gli autoveicoli, che sono cresciuti di un 5%. Nel analizzare questa tabella, Patrizio Bertin, sembrerebbe che i numeri dicano che la situazione è ancora grave. Però lì quei 3 anni sono stati 3 anni di Covid. E invece oggi quella variazione ovviamente, perché lì siamo al 2022, nel 2023 che si diceva che i primi mesi erano più impegnativi, più difficili, sembrerebbe, uso condizionale perché qui non si sa mai, che insomma come diceva lei c'è una visione un attimino
non dico rassicurante, però è un attimino diversa da quello che tutti si aspettavano. Diciamo che quelli che hanno tenuto stanno continuando a avere e tenere, insomma. Quello che è mancato, perché questo è un calo fisiologico dei negozi e delle attività delle imprese, perché sempre negli anni c'è quello che smette o l'impresa che cambia o ci sono le incorporazioni anche di imprese, certi che si mettono assieme e viene fuori una partita IVA, magari da certo. 2 a 3. Quindi quello che manca è proprio il ricambio. Per quello ho detto che adesso c'è una timida anche prospettiva di riaperture di attività di impresa, è questo che ci dà Ma questa riapertura, Bertin, è perché arrivano soldi del PNRR, perché la Regione ovviamente dà degli incentivi se aprono delle aziende, specialmente in questo periodo per quanto riguarda il femminile, giustamente, sì, quindi sì. È per questo motivo che c'è questa riapertura. Ci sono dei timidi aiuti, ci sono. Cosa vorrebbe? Timidi aiuti ci sono soprattutto sulle imprese femminili e quindi questo anche le imprese femminili sono cresciute, non sono calate, quindi diciamo che questo sta incentivando le riaperture. Però secondo me siamo ancora al primo stadio e quindi non è ancora che ci sia un certo tipo di fermento, però qualcosa si muove e noi, siccome da veneti siamo abituati a lottare ed avere sempre comunque la voglia di riemergere dalle situazioni difficili, vediamo che anche come associazione adesso stiamo cercando di mettere in piedi proprio una scuola per nuovi imprenditori. Fare impresa oggi non è tutto scontato, non è come una volta che aprivi un negozio, mettevi le scafallature, tiravi su la sarcinesca, lo riempivi i scaffali e avevi fatto impresa. Oggi fare impresa è un lavoro, è un mestiere che ci vuole conoscenza, capacità, okay? E ci vuole anche la possibilità di essere capaci di leggere un business plan, perché sennò altrimenti diventa difficile. Non è come una volta, lei ormai è cambiato, non è come una volta, io ricordo, lei ricorderà, faccio un esempio per tutti, Rizzato qui a Padova, quello delle biciclette Latala, che aveva la quinta elementare, creò un impero stratosferico, e ci sono ancora degli imprenditori che non hanno studiato, non hanno fatto corsi per migliorarsi, ma hanno nella loro testa delle qualità che sono sicuramente inconfondibili rispetto ovviamente a uno che pensa che nel studiare, nel vedere, nel verificare ovviamente raggiunga matematicamente il successo. No, insomma sì, studiare benissimo perché insomma la cultura aiuta, devo studiare, però non sì, ma studiare capito? nella materia proprio di quelli che si mettono a fare un lavoro che magari anche nelle start-up che oggi sono di moda, a fare le start-up, insomma. Mi scusi, perché no, è giusto che sia così, moltamente sono vecchio io. Però perché sorridi? No, sorrido perché nello start-up, in tutte queste cose qui, mi viene un sorriso che molto sbaglio io, perché molto il mondo davvero è cambiato. Però se Patrizio Bertì è un imprenditore di successo e non ha fatto tutti questi corsi, questi master plan, tutto quello che c'è da fare, per ovviamente avere una facilità di inserimento nel commercio e per avere successo, Patrizio Bertì gli dicono: apri un negozio. Dove lo apro? A Padova. Dico a Padova lo apro in via Roma. Via Roma cosa c'è? È un mercato medio-basso. Vendo perché è un mercato medio-basso. Non ci vuole un genio, voglio dire. Se quel stesso negozio lo apre in mezzo ai Brecani, mi scusi il termine, è ovvio, sto facendo degli esempi. Sì. Se lei lo apre in Piazza Bra a Verona o in pieno centro Verona, nella strada principale dove passano 1 milione di persone, è chiaro che ha più possibilità di avere successo. Sì, hai più possibilità, però non è tutto scontato. Però le chiedo, secondo lei, ho capito fare ovviamente i corsi di aggiornamento, i corsi di miglioramento nel campo del commercio, però credo che ci voglia un attimino di... Di tuo. Ci vuole di tuo, devi avere prima di tutto, ci vuole
la passione anche per fare un lavoro, perché insomma ti deve piacere, devi farlo convinto, e poi subentrano tutti gli altri aspetti che sono aspetti anche tecnici, okay, dove devi capire che per fare impresa ci vogliono certe conoscenze che non sono solo quelle che conosco, l'abbigliamento, so i vestiti, tu devi capire tutta una serie di situazioni. Ci saranno gli aggiornamenti ovviamente. Ah sì, ma appunto... Per esempio nel suo ramo dove lei lavora è chiaro che uno deve aggiornarsi perché cambiano i metodi, io non parlavo sotto l'aspetto di produzione, perché sotto l'aspetto di produzione, no, commercializzazione. Io parlo a livello commercializzazione, cioè quello è capito, cioè, a livello lei ha delle ottime aziende dove vendono dei grandi dolci, pasta e tant'altro, pane e tant'altro, e lei è già bravo, lo potrà migliorare, andare nei corsi in Francia dove vuole per migliorarlo, però quello non è commercio, quello è la produzione, dove lì ovviamente ci vogliono tante qualità, la fantasia e tante altre cose. Sì, ma quello che dicevo io è appunto che i giovani, quando gli dici di fare impresa, di aprire un'attività, si spaventano all'inizio perché abbiamo prima di tutto una burocrazia che è qualcosa di allucinante. Sì, certo. È allucinante, devi conoscere bene tutto perché incorri in 1000 problemi, ok? Oggi veramente fare impresa è diventata un'impresa. Perché, ecco perché io dico che fare una scuola di imprenditori è qualcosa che manca seriamente, perché noi non possiamo perdere il nostro know-how di imprese che abbiamo nel territorio, altrimenti arrivano tutte le catene internazionali, okay? E tu hai perso, diciamo, il nostro commerciante indigeno, non l'avrai più. Non l'avrai più perché uno non si mette più, perché dopo la concorrenza diventa sempre più importante e forte. Che non abbia una qualità diversa. Sì, ecco che allora ci vuole una scuola di impresa, perché io devo sapere anche se devo aprire un negozio che vende camicie, devo capire dove posizionare il negozio delle camicie. Non è importante solo trovare il negozio, devo avere una ricerca di mercato particolare, cioè c'è tutta una serie di procedure che tu devi mettere a conoscenza al nuovo imprenditore. Ecco che non possiamo permettere un'impresa che apra e dopo 2 mesi o 3 mesi o 5 mesi vada in difficoltà. Questo per noi è fondamentale. A meno che, sono d'accordo con lei, è perfettamente giusto, a meno che, trovo l'eccezione, la sua camicia è talmente particolare che la può aprire anche in mezzo ai campi, che la gente viene là. Sì, allora cerchi... E ce ne sono di aziende di questo genere. L'originalità, la qualità del prodotto, e sono tutte ricerche che però tu devi anche formare la persona, l'imprenditore che vuole fare. Lui può avere l'idea iniziale, ma l'idea dopo deve essere concretizzata. Per questo serve dare una mano ai giovani imprenditori. Una volta eravamo abituati e abbandonati a noi stessi, bastava andare in banca, trovare chi ti finanziava, okay, e dopo partivi. Oggi devi trovare, primo, dalla finanza, chi ti finanzia, perché le banche... conosciamo bene tutti i problemi che ci sono per avere accesso al credito. Beh, guardi, ci vogliono garanzie. Guardi in America, insomma, proprio l'altro giorno. Esatto, quindi ci vogliono garanzie. Ecco, noi abbiamo anche la possibilità verso la nostra agenzia delle Confidi di dare una mano a questi nuovi imprenditori. Ma senta, facciamo così, uno vuole aprire un'azienda, un ragazzo viene da lei e le chiede: senta Bertin Colasco, col commercio, voglio aprire un'azienda, cosa può darmi, che aiuto può darmi, che aiuto può dare lei a dei giovani che vengono a chiedere ovviamente un lavoro che sia rispettabile, non tanto un ciarlatano, uno che viene e che ha voglia di lavorare seriamente? Tanto che vogliamo capire la sua idea, se è un'idea sostenibile, che ha un'idea che può avere un futuro, e si parte sempre da quello, e poi si comincia a fare una ricerca di mercato, se questa tua idea di aprire l'attività è compatibile con il nostro territorio, e poi dove va collocata, e poi si cerca la finanza, e poi si cerca tutto un percorso di formazione da parte dell'imprenditore. E quindi ecco, questo era il mio formare la persona a fare impresa. Oggi fare impresa, quando tu cominci a fare impresa, ci vogliono subito soldi, per tutto. Non è che, ecco, e costa parecchio, però devi avere, non dico la garanzia del successo,
però insomma una buona marginalità di dire bene, ho un prodotto che so dalle ricerche di mercato che ho fatto, dal business plan che ho fatto, da tutte quelle che ho messo in atto, che insomma ha un futuro, e questo è quello che io dico, formare gli imprenditori, e noi dobbiamo assolutamente farlo, perché se no altrimenti perdiamo sempre più giovani che fanno impresa, e a noi i giovani che fanno impresa mancano, e mancano seriamente. Senta Berti, poi c'è un altro ovviamente tasto dolente, che è l'e-commerce, però l'e-commerce oggi anche le aziende iniziano a farlo da solo, cioè prima era Amazon, adesso anche, faccio l'esempio, Bertin se vuole domani vendere, sì. Ecco com'è la situazione sotto questo punto di vista, e comunque io avevo il pensiero anni fa, quando ne parlavamo nelle trasmissioni del Covid, che molte aziende proprio per l'e-commerce avrebbero chiuso. Io pensavo che il commercio fosse finito, quasi finito. Poi passo in certe città, nelle strade principali, ovviamente nelle strade dove c'è gente, usiamo questo termine, se uno parte a Padova, in Piazza Brava, Verona, parte dal Prato della Valle, va a finire fino al Pedrocchi, e poi parleremo anche del nuovo posto di lusso che si potrebbe fare qui a Padova, ha un paio di chilometri, insomma, di vetrine da poterci far guadagnare, insomma, o no? Sì, allora l'e-commerce ha avuto il suo exploit importante, specialmente durante la pandemia, quando diciamo i negozi di vicinato erano chiusi, e quindi lì ha avuto il suo boom. Poi la gente si è accorta che quando va a acquistare vuole anche provare un'emozione, vuole anche provare, capire, vedere, e quindi si è stabilizzato come era nelle previsioni. Difatti vediamo che adesso anche le grandi catene stanno aprendo negozi anche loro, e quindi adesso vediamo che insomma anche i piccoli negozi fanno l'online. Perché? Perché questa è, diciamo, innovazione, è un nuovo modo di fare mercato, e quindi noi dobbiamo essere sempre più vicini a quelle che sono le esigenze del nostro cliente, non le nostre esigenze. Se il cliente oggi non può venire, io gli devo dare la possibilità di acquistare comunque, se no io perdo una vendita, e quindi mi devo aggiornare e mettere in atto tutti quelli che sono i processi innovativi per fare commercio. Sì, al di là di tutto, quindi l'e-commerce possiamo dire che si è stabilizzato, come ha detto lei, e quindi per il momento non crea quel pensiero cattivo che avevo io, farà chiudere parecchie aziende, insomma. Ma abbiamo visto che insomma questo non è successo, ma poi noi che abbiamo, diciamo, siamo uno specchio dei paesi più evoluti, dove che abbiamo visto la flessione che ha fatto l'e-commerce negli anni. E quindi anche, diciamo, negli Stati Uniti abbiamo visto che ha avuto un grandissimo exploit come novità, come comodità. Poi si è ritornati ad avere la voglia di andare a acquistare appunto sul negozio fisico, e questo insomma ci fa capire che il negozio non morirà mai. Lei non mi dice, ci sono parecchi negozi che acquistano direttamente loro dall'e-commerce, da Amazon, perché non hanno il materiale per non fare magazzino, Ce ne sono molti che fanno anche questo. Beh, insomma, sì, non sarebbe questo il giusto metodo, modo. Però le garantisco. Però, insomma, ci sono anche questi, Senta, Patrizio, un'altra preoccupazione per i commercianti, non solo per i commercianti, anche per chi produce, cercasi personale, e non si trova il personale. Ecco, questo è un gravissimo problema che noi stiamo veramente affrontando. Aggiungo, per completare il ragionamento, così può avere tutta la panoramica completa. E con gli immigrati si potrebbe istruirli, fare in modo tale di riceverli e insegnare loro, e dare un lavoro decoroso come a tutti gli altri, e ovviamente dare anche un'energia che oggi non c'è. Sì, è un ragionamento che io ho cominciato a fare un po' di tempo fa, perché quando abbiamo visto che succedevano dei fatti stranissimi, cioè c'erano dei
degli alberghi, per dire, magari, non so, della Riviera o della nostra costa adriatica, che venivano a prendere delle flotte di dipendenti, proprio la flotta intera, e li portavano via. Perché? Perché sennò non potevano aprire l'attività. E lo stesso sta succedendo in tutte le attività. Mancano personale, specialmente negli alberghi, ma specialmente nei ristoranti, ma anche nei lavori comuni. E quindi noi adesso, è proprio un articolo che ho fatto oggi, abbiamo una quantità di immigrati che stanno arrivando che è veramente un numero spaventoso. Per carità di Dio, regolamentare, io sono d'accordissimo che bisognerà regolamentare, però non possiamo assolutamente, cioè, permettere a questi anche giovanotti che arrivano di soggiornare nei centri di accoglienza e di non essere anche, diciamo, messi in considerazione. Noi abbiamo bisogno di forza lavoro e ne abbiamo bisogno urgentemente. Allora il mio ragionamento è: perché con le prefetture, con la Camera di Commercio, con le categorie economiche, proviamo a capire se tutti quelli che arrivano c'è qualcuno che magari ha una piccola esperienza lavorativa, e formarli anche questi perché siano utili nelle nostre imprese. Perché non cominciamo a fare questo tipo di ragionamento? Però dal dire al fare cosa si può fare? Cioè, ho capito il ragionamento che lo fanno sì, tutti, dal dire al fare bisogna... Allora lei è presidente dell'Albo, sì, quindi può anche proporre a chi di dovere e dare delle idee in tal senso, no? Perché per esempio qui il prefetto sta chiedendo ad alta voce, sì, a tutti i sindaci: trovatemi dei posti per ovviamente far alloggiare questi che arrivano, perché pensi che tra Padova e provincia siano più di 2000, insomma. Sì, no? sì, quindi, sono tantissimi. E quindi perché non iniziare già a istruirli nel piano e nel modo giusto per poterli fare lavorare? Allora, oltre a istruirli, è un ragionamento che abbiamo fatto anche con il prefetto e anche col presidente della Camera, perché oltre a istruirli bisogna capire anche se ci sono i meccanismi per cui uno può essere diciamo, assunto su un'impresa, perché se non ha il permesso di soggiorno e non ce l'ha, se non è idoneo e non lo è perché per mille motivi burocratici, allora ecco che anche il governo si deve preoccupare, o la regione si devono preoccupare, perché questi ragazzi che magari hanno, non so, vedo tantissimi, lo leggo sui giornali, che tanti sono anche ingegneri, per dire, che vengono dai paesi... No, poi le racconto 2 o 3 episodi. Ne faccio un esempio. E non possono essere occupati. L'ETRA e gli operatori ecologici, sì, ce ne sono moltissimi di colore. Se lei li osserva, ma moltissimi, cioè vuol dire che integrarli, se qualcuno vuole, può. Ma se nei campi, chi è che lavora oggi nei campi? Loro. Se non ci fossero questi signori che vanno... Le sto dicendo appunto questo, perché non cercare di inserirli anche nel commercio e non solo nei lavori pesanti, se c'è qualcuno che... Ma noi stiamo chiedendo proprio questo, che questi ragazzotti che arrivano qua siano integrati. A me veramente dispiace moltissimo quando attraverso la città di Padova e vedo questi qua che sono appoggiati ai muri, okay, annoiati, e che magari sappiamo tutti che cercano altri tipi altre maniere per sopravvivere, e quindi delinquono a volte o spacciano e così. Cerchiamo di fare un percorso di integrazione seria nel mondo lavorativo. E quindi, giusto, bisogna cosa sta facendo per questo? Bisogna prima cominciare anche a capire se ci sono i sistemi per cui portarli... A chi glielo devo chiedere questo? Al governo devo chiedere. Lo chiedo anch'io a lei. Ma io devo chiederlo al governo, perché io non ho la possibilità di dire: signori, sì, prendo uno, vado là, tu hai voglia di lavorare? Sì, va bene, vieni a lavorare da me. Non posso farlo perché lui non ha i documenti, non ha tutte le carte per poter lavorare, e quindi questo è un processo. Non dicevo questo, dicevo che lei può, tramite la sua carica, a far presente a chi di dovere che c'è questa necessità, e la voce sua, la voce del Presidente della Camera, la voce del Presidente della Provincia, la voce di chi vuole più ne metta, magari può raggiungere. Ho fatto l'articolo oggi in merito a questo. Che articolo ha fatto oggi? Ho fatto fare un articolo perché appunto che
che dice proprio... Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi lo leggiamo. Sì, volentieri. Tra poco, rimanete con noi.